Bella a tutti raga, qui Miro ed eccoci qua in questo nuovo video dopo un'infinità di tempo, ma veramente tanto. Ma per curiosità voglio andare a vedere quando è stato l'ultimo video che ho caricato, perché un mese fa l'arrivo di Zenga, un mese fa, porca troia quanto tempo è passato. Allora, perché state rivedendo il mio bel faccino e non in live questa volta? Perché stavo guardando Schedi G24, penso che ormai ultimamente molte persone abbiano guardato molto di più Schedi G24 rispetto al solito. E ho letto una cosa che, diciamo, mi ha dato alquanto fastidio, per non dire che mi ha dato al cazzo, ma veramente tanto. Perché io stavo guardando Schedi G24, sappiamo tutti la situazione che stiamo vivendo, molte volte ho fatto un video in cui parlavo dell'attuale situazione che riguardasse anche il mondo calcistico, però ho deciso di non pubblicarlo mai, perché non lo so, l'avrò girato 3-4 volte in totale, penso, però non l'ho mai pubblicato, l'ho sempre eliminato perché sentivo che non era quello l'argomento di cui parlare, ok? E paradossalmente sto per fare questo questa volta. Però c'è una ragione logica. Perché appunto stavo guardando Sky Sport 24, Sky DG 24 e è comparsa un'ultima ora in cui i calciatori si dicono discriminati. Discriminati. Sentite bene. I calciatori si dicono discriminati. Mo, mo tu ti senti discriminato fino a un mesetto fa che guadagnavi milioni e se non erano milioni erano 1000 euro e non stiamo parlando di 1000 o 2000 euro, stiamo parlando di cifre molto più grandi, se non al mese addirittura anche alla settimana, o meglio se non alla settimana al mese, 1000 euro. Tu adesso ti senti discriminato. No, prima, perché prima andava tutto bene, ovviamente, quindi perché ti dovevi sentire discriminato? Però adesso tu ti senti discriminato. Perché? Non so che cazzo è riguardo gli allenamenti. Allora, mie care testine di cazzo, ok? Voi vi sentite discriminati? Io lavoravo nelle mense scolastiche, a chiamata. Lo sapete quant'era lo stipendio mio? 150 euro al mese. Al mese. E voi vi sentite discriminati perché non potete allenarvi? Poveri cuccioli. Fatemi il favore. Pensateci 2 volte prima di dirle le cose. Pensateci. Perché io sono abbastanza sicuro che voi, sti tempi, per quanto è tutto il mondo a esserne coinvolto e diciamo che anche in tutto il mondo c'è una carenza di denaro, come ovvio che sia, perché manca un po' il lavoro, ste cose dette da chi guadagnava parecchio prima risultano strane perché voi adesso non state a fare la fame. Non la state facendo, anzi, siete quelli più tutelati di tutti. Siete quelli più tutelati di tutti, ma in assoluto. E voi ve ne uscite con queste cose? A me non piace fare i discorsi populisti, ma odio anche sentirmi preso per il culo. E odio sentirmi dire queste cose o sentire queste cose, perché lì la presa per il culo è palese. È palese. Cioè, anche se non state percependo lo stipendio, dubito che ve state a morire di fame. E poi discriminati? Discriminati di cosa?
Discriminati di cosa? Il vostro lavoro non è utile alla società, non è la cosa primaria per l'Italia. Non lo era prima e non lo sarà poi e soprattutto non lo è adesso. Non lo è adesso, quindi di cosa vi lamentate? Ma veramente ci avete il culo in faccia? Cioè, ci avete il culo in faccia? Ma vergognatevi. Discriminati. Non state facendo un lavoro che è prioritario per l'Italia. L'Italia adesso come adesso può campare anche senza il calcio, anzi deve campare senza il calcio, perché il calcio non è importante. Sì, ok, serve a svagarsi, ma fortunatamente la maggior parte delle persone ha internet. E su internet ti puoi svagare in tantissimi altri modi. Ci stanno le videochiamate con gli amici, c'è sto mondo e quell'altro. Sto mondo e quell'altro. Sono le cose più importanti che devono riaprire prima. E se il governo ha fatto lo sforzo di dirvi che potevate allenarvi a partire dal 18 maggio, è già tanto, vi dovete sentire fortunati. Ma io, come ho già detto, io credo e spero che il campionato non ricominci. Andrà in perdita la FIGC, il CONI, quello che è, andrà in perdita. Se ne andranno tutti i grandi campioni dal campionato italiano, se ne andranno i grandi campioni. A me non me ne frega un cazzo, preferisco avere un calcio molto più povero, ma che sia veramente calcio, che sia veramente uno sport, che sia fatto da uomini, che capiscono qual è il bene primario. Ma qui, a quanto pare, nessuno capisce un cazzo. Nessuno. Nessuno. A me mi ha dato troppo fastidio sta cosa. E per quanto io ami il calcio, voglio dare anche ragione alle parole che ha detto Federica Pellegrini, mi pare 2 o 3 settimane fa. Basta, si sente parlare solo di quando ricomincia il campionato. Ma è tutto il mondo degli atleti, a prescindere dallo sport, che è in crisi. Perché parliamo sempre e soltanto di calcio? Basta, io veramente sono saturo di questo argomento, sono veramente saturo. Non se ne può più. Facciamo veramente schifo. Soprattutto loro. Ma in generale, facciamo veramente schifo. Basta, basta. Io ripeto, secondo me il campionato è giusto che finisca così. Mi dispiace per il Benevento, ovviamente, perché se la meritava la promozione in Serie A, però ovviamente questa è una situazione in cui sicuramente qualcuno deve rimanere scontento. Qualcuno dovrà rimanere scontento. Si blocca il campionato, non retrocede nessuno, il campionato non lo vince nessuno, si scelgono le prime 4 da mandare in Coppa e in Champions League, le altre 2 le mandiamo in Europa League, la Coppa Italia non si gioca e si riparte, se si può ripartire, a settembre. Punto. Fine. Stop. Tanto voi non vi morite di fame. Non vi morite di fame. E se ci avete pure il coraggio di dire che siete discriminati quando c'è gente che fa fatica a campare, quando c'è gente che veramente non c'ha una lira in tasca e quelle poche che c'ha magari le spende pure per vedere a voi, fatevi un esame di coscienza, perché vuol dire che veramente della vita non ci avete capito un cazzo, che potete essere tranquillamente dei grandissimi, quello non si mette in dubbio, atleti e o giocatori, ma che riguarda l'essere uomini siete veramente meno de zero.